Prima di tutto questa volevo partita. porgere le condoglianze alla famiglia Galeone, che ho sentito che il mister non c'è più, era il mio mister preferito, quindi un grandissimo abbraccio a tutta la famiglia, me l'hanno comunicato prima della partita. Un'analisi di questa partita, mister. Ah, a me dispiace soprattutto aver perso giocatori, poi il risultato può essere positivo o negativo, ma quando un giocatore si fa male e sono già 5 in 2 partite, è, è dura, nel senso avrei già comunque preferito a venire qua con la rosa al completo e oggi altri 2 giocatori sicuri non ce l'abbiamo per la prossima, speriamo Bonetto non sia così grave il trauma al naso. E niente, poi la partita abbiamo fatto tutto il possibile di quello che era possibile fare perché ci sono dannati l'anima tutti quanti, dal primo all'ultimo, chi ha giocato, chi è entrato. Abbiamo dato tutto e l'abbiamo tenuta aperta fino al 96esimo, quindi complimenti alla squadra perché più di così, come eravamo messi, non si poteva secondo me fare. E quindi un grosso applauso a tutta la squadra per la disponibilità che hanno avuto anche altri giocatori che hanno giocato fuori ruolo magari, però in questo momento eravamo messi così. Praticamente come avevate preparato la partita? Abbiamo preparato con una punta e, e i due trequartisti, diciamo così, che raccordavano poi il centrocampo e l'attacco. Non abbiamo fatto benissimo il primo tempo, però non abbiamo rischiato niente. Hanno fatto il tiro nel secondo tempo, che è stato bravo il nostro portiere, e poi hanno fatto il gol, sono stati bravi. L'unico momento in cui era uscito Fusco in avanti e sono stati bravi a beccare Artioli, poi ha fatto una magia e complimenti a lui perché l'ha risolta così e noi però abbiamo avuto altre 2 o 3 occasioni, una di testa con Gabrieli che è andata un attimino sopra l'incrocio, quei 2 palloni che sono passati davanti al portiere, uno vabbè, era fuori gioco, l'altro è stato bravo a deviarla che poi ci hanno dato il calcio d'angolo. E peccato perché, come ripetono, non è che abbiamo rischiato più di tanto, anzi, però serviva qualcosa in più che magari possono dare anche qualche giocatore che non era fuori, però non stiamo qua a pensare a chi c'era, a chi non c'era e dicono che non bisogna avere alibi, però sapete che la rosa al completo è meglio. Mister, Però il grande allenatore come Velasco dice che quando non hai giocatori tutti a disposizione non sono alibi, quindi è la realtà, non lo dico io, però ripeto, l'importante è che si riprendano presto e pensiamo alla prossima. Peccato, con un pizzico di fortuna potevamo anche pareggiare, però ripeto, non sono quel tipo di allenatore, abbiamo perso e ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo alla prossima. Prima della partita avevi detto che qualunque fosse stato il risultato non sarebbe cambiato ai fini del risultato finale di questo campionato. Mentalmente pensi possa cambiare qualcosa? Ma no, assolutamente non è cambiato niente perché comunque non è una partita che determina una vittoria di niente e quindi ci sono ancora 23 partite, 24, quindi manca una vita. E l'importante è recuperare giocatori e mettersi in carreggiata, ripeto, e faccio i complimenti a chi ha giocato perché non è stato semplice come settimana, come le ultime 2 settimane, però ci siamo compattati e sono sicuro che reagiremo alla grande perché ho un gruppo di giocatori forte che non si abbattono e hanno, hanno dimostrato di non aver paura di niente, grandissimo rispetto per tutte le squadre, però ora dobbiamo pensare alla prossima partita e intanto a chi è a disposizione e disponibile. Mister,